vi vorrei annunciare che desidero visitare il santuario a Cagliari. Quasi sicuro sarà nel mese di settembre. Perché fra la città di Buenos Aires e Cagliari c'è una fratellanza, per una storia antica, proprio nel momento della fondazione della città di Buenos Aires, quando il fondatore, l'ha fondata, voleva nominarla città della Santissima Trinità. Ma i marinai che lo avevano portato laggiù erano sardi e loro volevano che si chiamasse città della Madonna del Bonaria. E è stato uno scontro fra loro e alla fine hanno fatto una negoziazione e la città è troppo lunga, il nome della città è lungo, si chiama Città della Santissima Trinità e Porto di Nostra Signora del Bonarie. Ma è tanto lunga, soltanto sono rimasti le due ultime parole, Bonaria, Buenos Aires, ma è per la Madonna vostra. Con questo annuncio semplice, forse anche inaspettato, come nel suo stile d'altronde, i sardi sono venuti a conoscenza della volontà di Papa Francesco di visitare l'isola. Non una promessa, ma un impegno ufficiale che si concretizzerà domenica 22 settembre. Una giornata di gioia e di speranza per il popolo sardo, bisognoso di quel conforto che solo la fede sa dare. Un giorno di festa anche e soprattutto per la Madonna di Bonaria, patrona massima della Sardegna, che dal pontefice Pellegrino vede riconosciuto il suo legame con Buenos Aires, fondata proprio da quei marinai che, partiti dal colle dove oggi sorge il santuario e scampati miracolosamente ad una furiosa tempesta, approdarono in Sud America e fondarono così la città. Una testimonianza di fede sconosciuta ai più, ma non a Papa Francesco, che il 22 settembre sarà a Cagliari per pregare proprio davanti alla Madonna di Bonaria.